Ciao Floriana. Ciao! Ciao Maria. Ciao! Allora, siete due personaggi pubblici, entrambi single. Da quanto tempo? Io ho un mesetto. Io sono stato sempre singolo. Allora, come deve essere il tuo uomo ideale? Il mio uomo ideale, alto, moro, bello, ricco, bello e famoso, via. Il mio si da vaghino, a fare cose serie, poi avere la macchina e io stereo. Mi piace la musica. Preferenze di aspetto fisico? Le preferenze dico alto, moro con gli occhi verdi. Io lo voglio bruno, capelli cotti però bello. No, secco secco, bello muscoloso, va. Preferenze di città? Città, beh, non è importante per me. Da dove viene, viene, anche americano, perché no? Dipende dove. Dipende, pure a Massala, dipende pure. Dipende, pure a Mazzara, Trava, dipende. Parlaci un po' di te. Beh, mi riconoscono tutti come la vincitrice del Grande Fratello 3. Capelli. Che dorrire. Parlaci di te. Devi parlare di te. Sì, capito. Perfetto, abbiamo capito. Andiamo avanti. Andiamo avanti? Sì, che dorrire. Il tuo sport preferito? Il mio sport preferito è fare l'amore a orari inconsueti, ogni giorno. A fare cose serie. Prima la conoscere, buono. Il tuo sogno nel cassetto? Stare bene con me stessa. Chi lo sciala, sputtimento c'è con me. Forza, è il tuo sogno nel cassetto. Il mio sogno, che sogno bella, tranquilla. La tua aspirazione? La mia aspirazione più grande, penso a stare tutta la vita con mio figlio. La tua aspirazione più grande? Più grande? Quando mi sposo poi si vede. Sposarsi. Uno sbaglio che hai fatto nella tua vita e che non vorresti ripetere più? Ne ho fatti tantissimi di sbagli, io sono uno sbaglio vivente che cammina, quindi tanti, troppi, forse non me li ricordo nemmeno più perché se magari mi dici qual è la cosa giusta che hai fatto, saprei dirtelo. Ecco, guarda, l'occhio mi bruciano, questo sole. Il tuo sbaglio più grande? Capite, sono qui. Il tuo sbaglio più grande? Il mio sbaglio più grande? Sì. Se la montate così ma ammazza tutte e due. Così deve essere montate. Hanno spottimento? No, a me. No. Sei brava a cucinare? Sono chef drang al terzo livello. Io tutto saccio fare. Pasta con l'aglia, sì. Pasta che congole, le cozze. Tutto, non hai problema io. Io sono una cuoca. Il tuo migliore piatto in cucina? La pasta alla matriciana. Pasta con l'aglia, patate fritte, cippecchianda, mi minucciola, mi fa male qua. Qual è il tuo sport preferito? Mi piace wakeboard, mi piace nuotare, calcio, palestra, cardio fitness, mi piace sempre fare l'amore a orari inconsueti, è sempre un grande sport, insomma, tutto. A me mi piace giocare a pallavolo, tutto, palle rosse, palle righe. Preferisci l'uomo più grande o più piccolo di te? Più grande, senza dubbio. Per me, per l'età giusto, bambino niente, perché poi cervello un anno, l'età giusto. Interessante, capelli. Se troveresti la tua anima gemella, saresti disposta a mantenerlo? No, assolutamente no, manco morta, già l'ho fatto. A mantenere Aidro?
lui avresti travaglino. Se no come faccio? Chi mi una seme banane? Ma la ciciola. Secondo te i tuoi fan perché ti amano? Perché sono sincera e non ho mezze misure e tante volte sono irrompente, cioè quando sono un po' troppo lagnosi, troppo finti vicino a me io sono un po' distruttiva. Poi perché insomma sono romana. A me i miei fans mi vogliono tutti bene e mi amano perché mi seguono sempre video e seguitemi perché sono una persona io a posto, mi vogliono tutti bene perché mi comporto giusto, tutti bene mi vogliono. Saresti pronta a sacrificarti per la tua anima gemella? Sì, quello senza dubbio. Per un uomo farei tanto, sì. Il mio uomo, sì, certo, avesse avere un uomo giusto. Che tu ce ne fai simpatia mia, o bello che so, io ce ne faccio simpatia, tu sì, e un po' resta, a me sei tutto così. Non ho capito niente. Allora, Floriana, se incontrassimo la tua anima gemella, il tuo uomo ideale, com'è che potremmo contattarti? Cioè, quest'anima gemella, questo uomo, come può contattarti? Tramite noi oppure tramite Facebook? Io penso tramite voi perché ho bisogno di una garanzia, insomma, non perdi tempo. Quindi preferisci essere contattata tramite Strano Ma sì, perché no? Così è un'occasione per rivederci, insomma, e anche dare, anche informare i miei fan, insomma, che ho trovato l'uomo giusto, che c'è, no, perché mi continuano a spingere a parlare, ma io voglio di quello che penso io, no quello che mi imboccano gli altri. Quindi attraverso voi mi farebbe molto piacere. Perfetto. Per me sarà un siciliano. Io così sono. PS è una cosa importante, uno con i sordi, Devo avere i soldi, se non avevi i soldi, come fa a mangiare io? Una se mi passa con l'occhio, passa squadrata. Perfetto. Floriana, l'età per il tuo uomo ideale? Dai 38 ai 50. Per l'età per mia uomo, chissà, 40, 50, no, tanto vecchio, giovane. Ti piace Maria di Trapani? È unica, sincera, vera, forte, bella. Ti piace Floriana? Sì, sì. E allora datevi un bacio, dai. L'intervista è finita. Oh yeah.